Tutto è accaduto qui, in via Norma Cossetto, il boulevard davanti alla stazione di Padova. Sono le 10:30 di lunedì scorso. Una donna disabile di origine straniera di 58 anni all'interno di uno dei locali pubblici quando entra nel mirino di 5 giovanissime. Hanno 13, 16, 17 anni. Le ragazze, forti dell'agire in gruppo, iniziano a deriderla, a insultarla, la colpiscono anche con i getti d'acqua di una pistola a giocattolo, la seguono nel bagno, arrivano addirittura a toglierle la stampella ortopedica che le permette di muoversi, tutto sotto gli occhi dei presenti e senza mai cedere alle disperate richieste di aiuto della donna che viene seguita anche quando lascia il locale ed esce in strada. È a quel punto che da via Norma Cossetto arriva una richiesta di aiuto al 113. Le volanti arrivano sul posto, prestano dapprima aiuto alla donna, poi nel giro di poco individuano le 5 giovanissime e procedono a identificarle. Immediati riscontri di quanto accaduto arrivano anche dalle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza che non lascerebbero dubbi. La più grande ha 17 anni, 3 di anni ne hanno 16, la più piccola solo 13, ma si tratta di ragazze che le forze dell'ordine conoscono perché in un recente passato sono state accusate di minacce, lesioni e estorsioni nei confronti di coetanei. Le indagini sono ancora in corso. Nel frattempo il questore Marco Dorisio, attivata la divisione anticrimine della polizia, ha firmato nei confronti di 4 delle 5 ragazze un daspo Willy, vietando loro l'accesso nelle aree di Piazzale Stazione per 3 anni. 2 giovanissime sono state raggiunte anche da un avviso orale. Un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. A Padova da gennaio sono 107 i minorenni segnalati al Tribunale dei minori di Venezia, 15 sono stati arrestati. In tutto il 2024 erano stati 108.